Buongiorno a tutti ragazzi e allerta sulla pasta italiana. Non si sa ancora quali marche sono, però ci sta una presenza di insetti in alcuni lotti di pasta secca italiana. Ancora non sappiamo le marche quali sono, però molti lotti già sono stati, diciamo, acquisiti dai consumatori, quindi se controllate i pacchi di pasta vedete se dentro ci sono insetti. Non ancora hanno detto quale tipo di marca è perché al momento non si conoscono i dettagli, quindi si dovrebbe trattare di pasta all'uovo per lasagne, quindi pasta secca, però non si sa né la marca né la situazione della sua commercializzazione. Quindi pasta secca infestata da insetti, quindi controllate sempre quando comprate la pasta ragazzi perché non si sa qual è, quindi quando acquistate controllate bene, vedete bene internamente, cercate di comprare quella lì che non sta nei pacchi chiusi ma quella che sta nelle buste che più o meno si vede se ci sono insetti oppure no, quindi anche una grande parte, ciao Fabrizio, è stata venduto all'estero, quindi sul mercato diciamo in Danimarca, Islanda, un po' dappertutto, quindi in effetti per ora diciamo, non sappiamo che marca è e che tipo di pasta è, anche se hanno detto già pasta all'uovo per lasagne, però non sappiamo se adesso è solo questa qua, ciao Fabrizio, oppure siano pure altri tipi di pasta, quindi non lo sappiamo. Però se faranno un aggiornamento, perché dicono che faranno un aggiornamento delle marche che sono, io farò l'aggiornamento, quindi questo l'ho trovato sulla salute diciamo italiana. Ciao Viviana, quindi molti diciamo segnalazioni sono state fatte per questi insetti nella pasta e quindi ci stanno proprio dei lotti di pasta secca italiana dei quali purtroppo almeno per il momento non si sa la marca. Però ragazzi se saprò qualche altra cosa in effetti questo è uscito proprio sull'avviso di sicurezza, quindi diciamo potete anche andare a vedere sul dipartimento diciamo dove stanno queste cose delle alimentazioni, quindi sull'HCCP, su queste cose qua potete andare a vedere su questi siti qua, anche se sono andato a vedere e non ci sta nulla, quindi questo è un avviso di sicurezza del 17/10/2019, quindi è l'avviso 2019 3622 del 17/10/2019 per la pasta secca dall'Italia, quindi solo questo qui si sa come avviso di sicurezza, quindi ci sta uno sportello dei diritti dell'alimentazione, della salute del consumatore, questo sì, però nemmeno loro sanno nulla, quindi si deve aspettare che si sa il marchio vero qual è. Al momento non si sa, però voi per sicurezza controllate sempre la pasta che comprate, come ho detto io, fate sempre che, ciao avvocatella, controllate la pasta quando la comprate e vedete se dentro ci sono degli insetti, come regola devono essere tipo delle pulci in effetti, che la pasta a volte pure a me è capitato di trovare dentro un pacco di pasta. Queste sono tagliatelle, in effetti questo è un piatto di tagliatelle, questo si chiama Pad Thai, questo è un piatto cinese in effetti. Questi sono gamberi, cipolline, quindi un bel piatto, si chiama Pad Thai. Questo è un piatto thailandese, lo fanno in Thailandia, in Cina, diciamo in questi paesi qua, è buonissimo. Ah, gli insetti, dici, sono morgi, ho letto sono morgi. No, alcuni sono vivi, alcuni sono morti, quindi non sono morti, no, sono vivi. Però qualcuno si muove, qualcuno no. No, no, stanno pure vivi dentro, quindi se ci sono nella busta li vedi che volano, diciamo, camminano. No, no, ci sta proprio la presenza di insetti, non è che sono morti. Quindi sicuramente si muovono perché qua parla di insetti vivi. Sono come i moscerini, in effetti, più piccoli, tipo pulci, quindi
vedi delle macchie nere sulla pasta, quindi è facile vederli. È come i moscerini quando si formano nella pasta, nel pane. No, non si muore, no, no. Però giustamente rappresenta sempre un pericolo per la salute e quindi la tolgono da mezzo. Non è che non succede nulla, ragazzi, però come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi, perché di qua parlano della salute dei consumatori, che ne so io, mo. Però non credo che mangiando due moscerini perché secondo me perché succede? Perché forse a volte le buste non sono chiuse bene ermeticamente, si fa l'aria dentro e si fa l'umidità e automaticamente escono, diciamo, questi insettini. Quindi è questo il problema, è come se i pacchi di lotti, no? Dei banchi che quando li spostano li fanno, io so come fanno, quelli fanno tipo animali, perché io ho visto quando no, non ci sanno, le marche non si sanno, l'hanno detto già. Per ora non si sa che tipo di marca è. Quando spostano le pedane, avvocate, io ci ho lavorato, quindi lo so, tirano talmente forte quelle pedane che tutto si muove, balla, trema, a volte va a terra, lo alzano. Allora i pacchi di pasta giustamente perdono quella integrità e quindi automaticamente si forma dell'aria dentro e poi esce l'umidità e poi escono questi famosi moscerini. Quindi diciamo che è un problema fatto dovuto stesso alle persone in effetti. Sì, sì, muoiono, sì, sì, però immagina che ne so, tu butti mezzo chilo di pasta, no? Tu vedi una macchia nera sull'acqua, dai, te la mangi? Non credo che te la mangi. Quindi tu basta che apri il pacco, tu vedi, no? Non è che te li devi mangiare. Tu quando apri il pacco la cosa tu vedi che è pieno di moscerini, lo butti. Quindi qua non è che ce ne sta uno o due, qua ci sta proprio, dice, presenza di tanti insetti, quindi non è che ci sta uno o due. Sicuramente nel pacco di pasta si vede tutti questi cosi che volano dentro. Però la marca non si sa. Loro mi ha detto per una cosa di sicurezza, però non è che si muore, eh. Però giustamente immagina uno che va a fare una spesa, compra 20 pacchi di pasta per fare una scorta, va a casa e li butta tutti e 20. Quindi è meglio comprare quelli là che si vede la pasta direttamente. Ad esempio, mo non conviene comprare, ti faccio l'esempio, quelli della Barilla perché stanno chiusi. Allora, sì, si vede. Perché nella barilla, sai, quello nello scatolo sta chiuso, tu come fai a vedere dentro che ci sta? Invece nelle altre marche, tipo la De Cecco oppure le altre parti, tu c'è la busta di plastica, tu vedi dentro che ci sta. Quindi si deve evitare di comprare quelli là, tipo come la Barilla, che stanno nelle confezioni chiuse, quelli là di cartone. Quindi per adesso conviene comprare quelli con le buste che si vede la pasta dentro. Perlomeno ti rendi conto girando diciamo la busta di pasta se dentro ci sta qualche cosa. Vabbè, non c'entra l'offerta, tu comunque tu la pasta di cecco tu non sta nello scatolo, quindi quello che gli aliena, ogni volta gli aliena. Ho detto così che se pure sì, però Barilla sta nello scatolo chiuso, capisci? Quindi tu come fai a vedere? Invece nella De Cecco so che sta aperta, se compri gli spaghetti De Cecco tu vedi negli spaghetti se ci stanno, no? Quindi diciamo si dovrebbe evitare di comprare quelli nei pacchi chiusi che tu non vedi la pasta. E vabbè, se no avvocate facciamo primo e secondo, facciamo primo con contorno di insetti. E mo controlli. Fai una cosa, apri un pacco solo, lo metti in una busta. Che facciamo? Apri un pacco, lo metti in una busta, quella, sai, quella che si mette, si congela. Ne apri solo un pacco per vedere com'è. Tanto se è quella, non credo che poi... Tu controlla, che ti costa? Apri un pacco e vedi. Poi ci metti una busta e lo chiudi e poi lo consumi domani, dopodomani. Se invece vedi che escono sti cosi,
Sì, sì, vai dal supermercato e gli dici guarda qua mi compro il cittadino indietro e ti fai dare i soldi, o se non ti dai i soldi ti compri altra roba. Perché quello dicono qua, dico se ci sono questi qua, li portate al supermercato e vi fate dare o i soldi oppure comprate, vi fate fare un buono e vi comprate altra roba. Avvocato, noi ci mangiamo pure i moscerini, e mo come quando moriamo. Qua ci mangiamo moscerini e pasta insieme, come a questo bel piatto. Vedi, se ci mettiamo moscerini mo, in questo piatto, secondo te non ce lo mangiamo pure? Sì. Ragazzi, quello io ho visto un programma che ieri, aspetta, che programma era? Orrori da gustare. Io ho visto cose pazzesche là, non so se voi l'avete visto. Là, io e Francesco, secondo me facciamo la dieta. Io e Francesco là moriamo di fame. Io ho visto quegli orrori da costare là che si mangiavano le blatte, si mangiavano di tutto, ragazzi. Blatte arrostite, ma uno schifo proprio totale, proprio mamma mia, mamma mia, una sola volta l'ho visto quel programma, per ho detto fammi vedere che fa vedere, ma è una cosa allucinante proprio. Mamma, è pazzesco. Avvocato, a te quello si mangiano pure l'alieno, quello si mangia se ritrova. Ci sta questo signore grosso grosso come a me, ciotto ciotto, che va girando in tutto il mondo per fare tutta la cucina del mondo. Solo quella volta che sono andato a vedere questo video io, orrori da gustare, e quello facevano le blatte, come le chiami tu, le scerpole, come gli scarafaggi, comunque una cosa così, e questi li facevano fritti, saltellati in padelle, che mamma mia bello. Poi un altro video, ho visto sempre sto signore, presente le larve di no, qua faceva finta, avvocato, hai presente le larve quelle là di mosca, però quelle per pescare, quelle là grosse grosse, tipo io le uso per pescare qua a Salerno, tipo le larve di mosca, ma quelle grandi, quelle se le mangiava, così, e che erano caramelle. Ah, poi le cavallette fritte, mamma mia. Sì, sì, bravo, quelle là, se le mangiava. Quelle sono larve di mosca che poi dopo quando si apre esce la mosca. Ma erano grosse proprio, quelle se le mangiava una dopo l'altra, con lo stuzzicadenti. Ma non c'è la miseria veramente. Una così pazzo veramente. No stomaco di ferro questi uno di l'alieno, questo lo mangia l'alieno. Se questo arriva l'alieno è meglio che scappa. Questo si è mangiato di tutto veramente. Quel programma. Allora va su YouTube, avvocato scrive orrori da gustare e va a vedere e dice Peppa tiene ragione. Ma che ne so, questo non è. Allora, vai su YouTube, scrivi orrori da gustare. No, grazie, ne ha paura, lo sai che è vero. Comunque è una cosa pazzesca. Poi fa proprio cose strane proprio. Poi una volta è andato in Giappone, è andato, sì, mangiavano. Sì, 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 è quello ciotto e calvo, sì, quello col melone, sì, lui è. Che fa, lo puoi vedere pure su Sky. È quello là, eh. È lui, quello ciotto ciotto col melone, come calvo, come dici tu. È lui, eh. Tutti che ho visto in Giappone tagliavano il polipo vivo e se lo mangiavano così col sake, ci mettevano quella roba sopra, così e lo mangiavano. E quello ho visto che in bocca si muoveva il tentacolo del polipo e quello se lo mangiava. Mamma, una cosa proprio assurda proprio. A te che cannibali là, oh. In Giappone tengono questa usanza di prendere il polipo vivo, polipetti, no? E li fanno a pezzettini e poi ci mettono questo sake, sta roba rossa, quello che si mette sul sushi là. E poi con le bacchette lo mangiavano. Quando lo mangi? Io quello che mi fa, non mi faccio capace, a me piace mangiare per l'amor di Dio. Ti immagini quella cosa che si muove in bocca e tu cerchi di mangiare? Il wasabi, bravo, eh. Se però il polipo era vivo, avvocato si muoveva. Ti immagina sta cosa in bocca che si. E ti giuro, ma perché non fai vedere? Andiamo a controllare se non mi credi. Vedi orrori da gustare in Giappone.
quello nel piatto si muoveva, quello metteva sto wasabi come dici tu, ci buttava sta roba rossa e se lo mangiava e quello in bocca si vedeva proprio nella guancia che si muoveva e quello cercava di mangiare. Altro colore da gustare. Sotto il piemoncino, qua fa camera, avvocato, qua sotto il piemoncino. Vedranno il piemoncino. Il caso schiatto lo camera. Vuoi dici con il pantaloncino, vuoi dici, forse hai sbagliato, no, il piemoncino, con il pantaloncino. Va, magari riposare, va. Comunque vattene a fare un giro, allora da gustare il Giappone. O fa Giappone-Cina, in Cina non ti consiglio tanto. In Cina trovi cavallette, blatte, tutto questo qua. In Giappone invece è più roba viva, diciamo, più o meno. Lì sentiamo io e tu, Francesco e Alessandro, facciamo la dieta allora, là facciamo la dieta. Sono convinto, se vado a Giappone o in Cina io faccio la dieta. Io perdo 40 kg là perché non posso mangiare. Là è la volta buona che dimagrisco, sì, la fame proprio. Là non ti puoi permettere di dire per piacere mi portate due vermicelli, perché quelli ti portano veramente i vermi. Quindi non andiamo in Cina o in Giappone a dire per favore se puoi avere vermicelli, vermicelli, perché quelli ti porti i vermi. Ma non quelli là che usiamo noi qua vermicelli, ti porto proprio i vermi per pescare. Sai, i vermi di terra, quelli là che camminano, quelli ti porto, sono convinto. Anche perché l'ho visto a fare a questo qua, questo che dici tu, questo ciotto ciotto. L'orrore da gustare, questo è proprio pazzesco. Questo si mangia tutto, quello ha detto l'alieno, quello ha detto, quello se lo mangi l'alieno. Orrori, mi devi fare vedere, orrori da gustare, programma televisivo. Come si chiama? Andrew Zimmern, quello ciotto ciotto che sta su orrori da gustare in Giappone. Avvocato, l'ho trovato, te lo devi vedere, questo fa paura proprio. Mo lo sto vedendo, adesso si sta mangiando un po' di petto vivo, ma mi fa paura proprio questi, ah. No, no, non si può guardare a questo. Difatti sta scritto bizzarre. Conduttore si chiama André Zimmern, sta sul Travel Channel, quindi puoi andare a Discovery e su D-Max lo puoi vedere, quindi tu su D-Max. Qua si sta mangiando il polipo vivo, un Giappone. Poi qua dove sta Sicilia, pure in Sicilia è stata, in Sicilia si è mangiata il pane con la meusa. Orrori da gustare Cina, che schifo, mamma mia, che sto guardando, avvocate. Non lo so che cos'è, mi pare un topo arrostito, avvocate. Mamma mia, neanche i topi stanno bene là, mamma le. Ehi, avvocate, non sto guardando il video, però sto girando tutto YouTube per guardare che si stanno mangiando. Errore da gustare Marocco, no, qua è meglio che non guardiamo. Regno Unito, vabbè, Regno Australia Orientale, Sicilia, vabbè, l'abbiamo. Pechino, a Pechino non, no, non lo guardare. Mamma, lascia stare. Questo mangia proprio cose esagerate. Mamma, odori da gustare che si sta mangiando, mo? Si sta mangiando il gambero crudo. Vabbè, il gambero crudo ci può pure stare. Ma questo è di ferro. Allora, ecco qua, questa è una cosa più brutta. Ah, ecco qua. Senti qua, carne putrefatta. È ma buona. Questo sta proprio da fuori. Ah, eccolo qua, l'ho trovato, avvocate. Ci sta uno che tiene uno stecchino in mano con tutte blatte, scarafaggi fritte. Questo è proprio, te lo dico pure come si chiama, 10 errori da gustare. Ecco la classifica Travel 365. Vai su questo qua e te li vedi. Proprio sta un giapponese
con questo bastoncino di bestioline che troviamo, diciamo, per strada, che si sta gustando. Dico io, no, perché non vengono tutti qua? No, perché non vengono tutti qua e si vengono a mangiare tutte le blatte che ci sono? Avvocato, vedi che io a casa c'ho un'ottima connessione. Io c'ho, che tengo qua? Team 100 mega tengo. Quindi la connessione qua è davvero, diciamo, è velocissima. C'ho la, come si chiama? Quella là, fibra. La fibra ottica, come la chiamano. E va, non dico che va a 100 mega, però viaggia proprio, puoi scaricare un video su... Sì, da mo' che tengo la fibra qua. Tengo la Team Fibra 100 mega. Però a casa, eh. Sul cellulare pure ce l'ho comunque. C'ho quella da 10 euro, minuti, come si dice, chiamate illimitati e 10 giga di internet. Però io uso quella di casa, quindi quando sto a casa sto con la connessione di casa. Quindi, no, ringraziando a Dio, no. No, quello sta su solo qua. Vabbè, avvocato, ma va qua, ma va fa una mezz'oretta di sonno, no? Comunque dopo va solo da gustarti per vedere un bel... Là ti passa l'appetito, facciamo la dieta. Ora che fare una mezz'oretta e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti ragazzi. Quindi attenzione a quando comprate la pasta. Guardate dentro. Ciao avvocate, ciao a tutti ragazzi.